Senza comunione non c'è annuncio del Vangelo. Il messaggio del Vescovo alle comunità di Santa Margherita, San Michele e Portofino. Con la Santa Messa si è conclusa la visita pastorale. E negli ultimi giorni di visita pastorale si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio pastorale dell'ambito di Santa Margherita, San Michele e Portofino, una realtà snella chiamata a suggellare il cammino di unità. Siate corresponsabili dell'educazione cristiana dei figli. Monsignor Tanasini ha incontrato i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il catechismo e per il Vescovo anche un pranzo con i cresimandi. Gli anziani ospiti della residenza protetta Pellerano Rainusso di Santa Margherita Ligure hanno incontrato il Vescovo nel cammino della visita pastorale. Monsignor Tanasini ha amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. Una comunità piccola ma grande nella devozione a Nostra Signora di Guadalupe. Nella quinta di Quaresima la messa su Telepace è stata trasmessa da Santo Stefano d'Aveto. La parrocchia vive in comunione con le altre realtà della valle. Giornata diocesana giovani. Domenica pomeriggio appuntamento a Sestri Levante per una riflessione sul verbo accogliere. I ragazzi chiamati a confrontarsi con i passanti. Inaugurata la nuova sede Unitals in corso a Sarotti a Chiavari in occasione dei 90 anni della sottosezione. È la prima esperienza in Liguria di un ufficio aperto sulla strada. In cammino verso l'autenticità si è concluso il percorso in preparazione alla Pasqua per i soci del Serra Club. Ultimo appuntamento, la celebrazione del precetto pasquale presieduta da Monsignor Tanasini. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Dedichiamo tutta la prima parte alla conclusione della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini nelle comunità parrocchiali di Santa Margherita, San Michele di Pagana e Portofino. L'apertura è riservata alla celebrazione conclusiva della visita pastorale che si è tenuta nella Basilica di Santa Margherita. La Santa Messa presieduta dal Vescovo è stata concelebrata da tutti i sacerdoti dell'ambito. Vi mostreremo poi i servizi relativi agli ultimi incontri della visita pastorale, ed in particolare quello con i cresimandi e con i genitori del catechismo, il servizio relativo alla prima riunione del nuovo Consiglio pastorale di ambito e quello relativo alla Santa Messa presieduta dal Vescovo nella casa di riposo dei Pii Istituti a Santa Margherita Ligure. Allora vediamo insieme i nostri servizi. Senza comunione non c'è annuncio del Vangelo. Ha concluso con questo messaggio Monsignor Tanasini la visita pastorale nelle comunità dell'ambito di Santa Margherita Ligure, San Michele e Portofino. 2 settimane intensissime di incontri con tutte le realtà che compongono il mosaico della vita delle parrocchie. La cosa che mi ha colpito di più è che il Vescovo ha voluto incontrare tutte le realtà cittadine dal centro di ascolto ai nostri ragazzi della Cresima, così. Quindi tantissimi incontri, una grandissima disponibilità anche da parte del Vescovo. Certo, assolutamente, un papà, veramente un papà. So che ha incontrato anche delle realtà private che sono state, queste persone sono andate via entusiaste. Nel raccontarle al Vescovo ce lo ridiciamo anche per noi stessi, che è bello stare insieme, che è bello lavorare per gli altri, la gratuità del servizio che alle volte è pesante, però ci lascia il cuore grato. Nell'incontro con i catechisti è stata forse una prima volta di queste 7 comunità tutte assieme, sicuramente. Nell'incontro con i catechisti c'è stata anche forse la possibilità di un dialogo molto franco e aperto. Sì, purtroppo è rimasto poco tempo per il dialogo, perché è stata una cosa molto bella, questa molto diversa, una novità di andare a Portofino. L'abbiamo vissuta anche come un regalo, di poter godere delle bellezze anche naturali che comunque riportano sempre a Dio. Beatrice, qual è stata la cosa più bella di queste giornate? Oggi. Oggi la messa? Sì. Cosa ti è piaciuto della messa? Mi è piaciuto quando ci ha chiamato fratelli, perché si è reso conto che siamo tutti fratelli. Elisabetta, qual è stata la cosa più bella di queste giornate? La cosa che ti è piaciuta di più? Vedere tutti che venivano a messa, che si mettevano davanti, che eravamo tutti insieme, tutti felici. La visita si è conclusa con la Santa Messa, concelebrata da tutti i sacerdoti dell'ambito e animata dai cori di tutte le parrocchie. È stata una bellissima esperienza, non priva di difficoltà mettersi d'accordo quando veniamo tutti comunque da esperienze, sensibilità di canto differenti.
non è sempre semplice, bisogna, come dire, ognuno fare un passo indietro, guardare alla bellezza che abbiamo davanti, ecco, guardare insieme nella stessa direzione. Allora siamo riusciti appunto, cercando un po' di, come dire, metterci d'accordo sui vari canti, e devo dire che il risultato è stato, almeno per noi che abbiamo cantato, molto bello, molto bello. C'è un po' il desiderio di proseguire ora su questa strada anche fra tutte le comunità, anzi l'invito del Vescovo è stato proprio questo. Sì, sicuramente la disponibilità mi sembra che ci sia, soprattutto da chi ci dirige. Ovviamente diamo la priorità adesso al servizio durante le messe domenicali, quindi ognuno nella sua parrocchia, ma sempre con gli occhi aperti per camminare insieme, questo sicuramente. La partecipazione di tutta la comunità, uno spirito di voler collaborare assieme, io questo l'ho sentito ed è stata una cosa molto bella. Nel mio caso parlo soprattutto dei cori che si sono riuniti. Questa è stata proprio un'esperienza nuova e molto positiva per tutti. Direi di sì, un'esperienza che forse nel passato qualcosina del genere, non proprio così insieme, si era già vissuto, però era da un po' che non succedeva e è stata una bella cosa e si è sentita proprio, forse era necessario farlo. Queste giornate sono state un aiuto al nostro continuare a vivere e a apprezzare il colloquio e ascoltare l'altro e dire tutto quello che si vive e cercare di fare anche un po' di, diciamo così, di fraternità anche con le persone che magari di solito non colloqui, invece, e per le parrocchie soprattutto mi è piaciuto vedere come si è amalgamato la gente del coro, del San Michele. Ho visto anche proprio vederci assieme e conoscerci, perché anch'io andavo a San Michele sempre, però non conoscevo tutti. Adesso ho avuto modo e ho visto che anche col coro, adesso stamattina è stata un exploit di bellezza. Il messaggio di Monsignor Tanasini è stato chiaro per tutti, forse non solo per le parole in sé, ma anche attraverso l'umanità stessa del pastore della diocesi. Per me è stato vedere il Vescovo anche proprio come ci voleva bene, attraverso quello che ci diceva e attraverso il desiderio di incontrarci, sia tutti insieme che uno per uno e anche per le varie esperienze che facevamo. È un cammino che continua fra varie comunità, anche se qui un cammino di unità fra le varie parrocchie, soprattutto quelle cittadine, era già iniziato da parecchi anni. Sì, questo sì. Assolutamente, per esempio io posso documentare che nell'ambito delle famiglie è da tanti anni che va avanti un cammino tra tutte le parrocchie. Magari ora si potrà anche allargare alle altre parrocchie dell'ambito, per esempio. Mi ha colpito tanto il messaggio che il Vescovo, cioè la modalità con cui il Vescovo ha dato il messaggio, si vedeva che è venuto a trovarci perché aveva ben chiaro cosa voleva dirci e si è capito quanto ci teneva. Questo mi ha colpito tantissimo. Poi la sua umanità, ecco, quanto è proprio disponibile al contatto con tutti, curioso di conoscere. Questo mi ha colpito. Per me è stato veramente un arricchimento e un dono grande, la disponibilità del Vescovo. Sono riuscita anche a parlare con lui e questo mi ha proprio riempito il cuore di gioia, perché ho messo nelle sue mani un po' tutto quello che sto vivendo, sia nella parrocchia, sia per la mia vocazione, per tutto. Per cui per me è stato proprio un dono questa visita, un dono grande di cui posso essere solo grata. Per me è stata una cosa molto bella, cioè ho visto unite, perlomeno le parrocchie ho visto unite, è stato bello, mi ha fatto molto piacere. Però le cose da fare sono tante, speriamo che ci sia qualcuno che si faccia avanti a farle. Barbara, che cosa ti ha colpito dell'incontro con i genitori del catechismo, con il Vescovo? Dell'importanza di seguire i bambini nel cammino e del fatto che non è un appuntamento, cioè comunione e cresima, ma che c'è tutto un cammino che va seguito passo a passo, in modo che i bambini arrivino realmente pronti e che non bisogna sforzarli per arrivare alla cresima, cioè bisogna capire anche se lo sono realmente oppure no.
Quindi, cioè, da parte del Vescovo qual è stato secondo te l'invito più importante da estendere anche a tutti gli altri genitori? Di partecipare alla vita cristiana dei figli, di non demandare solo il compito al catechista, al sacerdote, al parroco, alle catechiste, insomma di seguirli, di aiutarli, di seguire il loro cammino. Fra le novità senza dubbio l'avvio del nuovo consiglio pastorale di ambito. Sì, abbiamo iniziato questa nuova esperienza, ci siamo radunati venerdì sera, il Vescovo ci ha un po' raccontato, ci ha spiegato cosa si aspetta da questo consiglio. Diciamo che un cammino di comunione era già iniziato questi anni con le parrocchie di Santa Margherita, San Siro e San Giacomo, ci ha chiesto di allargarlo anche alle altre parrocchie dell'ambito. Speriamo di dare dei frutti. Sì, è un cammino che deve cominciare, per me è una cosa nuova e è ancora da scoprire, però secondo me sarà molto bello, perché ho visto già dalla prima sera che è stato già un arricchimento e riuscire a dire a ognuno di noi quello che si aspetta da questo consiglio di ambito e quindi secondo me il lavoro insieme così porterà dei frutti veramente grandi. Ora si riparte sulla strada tracciata. È stato un percorso molto intenso, quindi io ho avuto la fortuna di partecipare un po' a tutti i vari momenti, sicuramente anche impegnativo, però bello, insomma, si è intanto preso così visione un po', no? A volte fa bene della realtà, nelle sue luci, anche a volte in qualche sua ombra. Ho potuto vedere che il nostro Vescovo davvero si è dedicato, anima e corpo, ad ascoltare, a dire, a comunicare davvero un po' con la passione che lo anima, così questo desiderio un po' di rinnovamento, no? Che il Vangelo ci porti avanti, anche questo desiderio di comunione che a volte trova ostacoli anche in noi preti oppure così nelle semplici abitudini, no, delle comunità che possono talvolta rischiare di essere un po' autosufficienti. È stata, oggi lo ha mostrato la liturgia così bella, vissuta insieme, una ventata, questo sì, una ventata che adesso certamente deve sospingere anche il cammino ordinario. Ogni incontro ha manifestato la propria ricchezza, il proprio dono, la propria sinergia dentro il gruppo. La cosa più preziosa è l'incontro con le persone che ci fa riscoprire la dimensione della comunità, sentirci radicati e fondati in quello sguardo che è Gesù. Ora il Vescovo ha lanciato questa sfida, ha detto senza comunione non c'è annuncio, l'ha detto proprio salutando alla fine, dunque un cammino che deve davvero continuare. Un cammino che deve continuare con la freschezza del Vangelo che dobbiamo sempre di più in comunione annunciare agli altri, alle persone che ci sono accanto, in modo particolare interrogarci come portare l'annuncio del Vangelo alle persone più lontane. Il cammino intrapreso nel tempo della visita pastorale per Santa Margherita Ligure, Portofino, San Michele di Pagana trova una sorta di prosecuzione nel Consiglio d'Ambito, insediato ufficialmente nel corso di un incontro ospitato nella parrocchia di Nozzarego. Sulla base delle indicazioni date dal nostro Vescovo, per noi un po' per la prima volta appunto abbiamo pensato di ogni parroco di così invitare una o due persone della propria parrocchia, siamo 7 le parrocchie in questo ambito, quindi non più di 14 laici, insieme con i 5 parroci che siamo, e siamo qua appunto, desideriamo anche ascoltare un po' dal Vescovo che cosa intende, ecco, per un gruppo così. Certamente il trovarci insieme, il metterci insieme anche tra parrocchie diverse è già di suo una ricchezza, quindi io immagino che possa venire fuori qualcosa di buono da questo inizio, ecco, però certo il Vescovo deve darci anche qualche orientamento forse più preciso per delineare la fisionomia, ecco, di questo gruppo che non si sostituisce ai consigli pastorali ma che vuole forse essere l'anima di questo progetto un po' di comunione nell'ambito.
questa sera l'incontro con l'ambito per dire che dopo la visita c'è un cammino ordinario, quotidiano, che è il camminare insieme anche con le comunità più piccole per innanzitutto riflettere, pensare e sognare insieme la nostra comunità cristiana. Santa Margherita ha un territorio ampio, sparso, dove c'è un grande centro, però ci sono anche le periferie e forse è anche un modo di condividere anche le esigenze di queste località un pochettino più distaccate rispetto al centro. Sì, innanzitutto questo, ma anche il sognare, il progettare insieme, perché le realtà grandi possono aiutare le piccole, ma le piccole possono aiutare le grandi nel sognare, nel costruire insieme la comunità cristiana. La parola insieme è molto importante. Prima cosa siamo molto contenti dell'invito che abbiamo ricevuto da parte del nostro parroco, anche perché come lui condividiamo quanto proposto dal Vescovo di incrementare sempre di più la collaborazione e il dialogo fra le parrocchie. E quindi è un concretizzarsi, un qualcosa che in realtà avevamo già nel cuore da parecchi anni. Infatti come parrocchia di San Lorenzo, ad esempio nelle attività missionarie, collaboriamo in parte anche con Santa Margherita, come Santa Margherita con noi, e quindi insomma si concretizza un qualcosa che era già nell'aria da parecchio tempo e di questo non possiamo essere che orgogliosi. Quanto è importante? È una collaborazione anche tra più parrocchie, tra più realtà parrocchiali? Ma certamente è un arricchimento, anche perché cioè, la realtà sociale è sempre più complessa e praticamente il riuscire a confrontarci, noi che siamo una piccola realtà, con quello che è il centro, se vogliamo dire, è per noi, ripeto, motivo di arricchimento, anche per i nostri ragazzi, per il percorso del catechismo. Ad esempio, su invito del Vescovo accettato dal nostro parroco, i ragazzi che frequentano le medie seguono il catechismo giù a Santa Margherita, a San Siro con precisione, perché i numeri sono così piccoli su da noi in parrocchia che non potremo offrire un programma ricco di occasioni e di incontri come giù in centro. Ecco. Qual è il tuo impegno in parrocchia? Sono fabbricera, come diceva Ines giustamente, del catechismo, grazie al comune, grazie a Don Gianni Emanuele, il catechismo delle elementari, perché abbiamo ancora una scuola a San Lorenzo dell'infanzia e delle primaria, dove alcuni ragazzi vengono in parrocchia a fare catechismo e do una mano come catechista. Come avete vissuto queste giornate di visita pastorale? Intense e tutta una cosa nuova, perché non era mai stato fatto una cosa così, però i frutti piano piano iniziano a vedersi. Pranzo con i Cresimandi per conoscere più da vicino il loro percorso di formazione e per toccare con mano la bellezza dell'esperienza di condivisione proposta loro ogni giovedì. Uno degli ultimi appuntamenti della visita pastorale di Monsignor Tanasini alle parrocchie dell'ambito di Santa Margherita, San Michele e Portofino è stato il pranzo a Casa Solimano con i ragazzi che riceveranno la cresima a maggio di tutte le parrocchie. Tanti volontari che preparano settimanalmente il pranzo per i ragazzi. Abbiamo iniziato questa splendida avventura della mensa per i ragazzi del catechismo, in quanto questi ragazzi terminano la scuola alle 14, hanno il tempo di mangiare con calma, alle 3 prendono il catechismo e salgono al terzo piano e proseguono la giornata avendo fatto un bel pasto caldo assieme a tutti. 4 anni che abbiamo iniziato, il gruppo sempre in aumento, tutti sono disponibili a qualsiasi attività si faccia, le mamme vengono e si occupano anche dei servizi di tavola, le mamme lava piatti, puliscono la cucina e queste le mamme si alternano di anno in anno. Vengo qui a fare da mangiare, lavare i piatti, fare qualsiasi cosa da 3 anni e mezzo e diciamo che questo volontariato mi ha aiutato ad uscire di casa dopo un periodo molto, molto triste e duro
e adesso vivo bene, sono contenta, arrivo a casa stanca ma sono molto contenta e imparo ogni volta qualcosa dai cuochi più bravi di me. Abbiamo deciso di aiutare alla mensa perché ci sono le nostre figlie e tanti ragazzi, ci divertiamo e ci piace dare una mano così alla comunità per aiutare anche gli altri. Il prossimo anno ci saranno altri genitori in conseguenza di altri ragazzi che faranno la cresima. Al termine del pranzo Monsignor Tanasini ha partecipato all'appuntamento settimanale di catechismo con i ragazzi che si stanno preparando a ricevere la cresima. Poi l'incontro a San Siro con i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il catechismo, incontro che è stato ripetuto anche alla sera con un altro gruppo di genitori. Da parte del Vescovo c'è stato il desiderio di un dialogo semplice e aperto e un duplice richiamo. Il primo a fare spazio al percorso di formazione cristiana dei figli, dando un posto privilegiato nel mare degli impegni familiari. Il secondo a vivere in maniera corresponsabile la formazione dei ragazzi, condividendo con i parroci il cammino del catechismo. Molte le domande e gli interventi, diretti e aperti, che hanno arricchito il dialogo. L'incontro del Vescovo con anziani ammalati della residenza protetta Pellerano Rainusso è stato voluto e preparato con cura, la stessa che ogni giorno gli operatori riservano ai 90 ospiti della struttura sammargheritese. È un momento di grande gioia per tutti i nostri ospiti, ma anche per tutto il personale. Il Vescovo era già venuto a farci visita qualche anno fa e si rinnova questa visita che accogliamo con grande gioia, perché è un momento di testimonianza del fatto di una vicinanza della Chiesa, della diocesi con questa realtà che a volte è anche un po' difficile. Come si inserisce in Santa Margherita Ligure? Diciamo che i istituti a Santa Margherita sono buona parte, diciamo una metà dei servizi sociali di Santa Margherita, perché noi gestiamo questa struttura con 90 ospiti autosufficienti e non autosufficienti, abbiamo un asilo che accoglie 100 bambini, abbiamo più di 60 appartamenti che vengono dati a persone indigenti dove pagano un affitto molto basso. Quindi diciamo che i istituti operano una funzione molto importante dal punto di vista sociale per questa città. È una funzione che va avanti da tantissimi anni, perché gli istituti sono nati alla fine dell'Ottocento e diciamo che questa struttura poi è stata rinnovata, ricostruita negli anni '80, ma c'era già prima, e quindi diciamo che è una testimonianza di attenzione agli indigenti di Santa Margherita che va avanti da moltissimo tempo. Il Signore ha cura di noi in tutte le stagioni della vita, ha ricordato Monsignor Tanasini durante la messa presieduta nell'istituto. La parola di Dio ci stimola a guardare ogni giorno come un dono del Signore. Il Vescovo ha amministrato l'unzione degli infermi agli ammalati che, come ulteriore gesto di affidamento, hanno chiesto di essere ricordati nelle preghiere. Nell'augurarmi di rivederla presto qui in mezzo a noi, le consegno questo piccolo foglio dove abbiamo scritto tutti i nostri nomi, perché lei li porti con sé e possano essere più concreti quando prega per noi. Grazie ancora. È stato veramente una gioia quando abbiamo visto che lui gradiva celebrare questa funzione insieme a noi. La nostra è una casa che ospita 90 persone, anziane e malate, anziane o malate. E abbiamo preparato questo momento insieme ai sacerdoti di Santa Margherita Ligure, ci hanno spiegato che cos'è la visita pastorale, cos'è l'unzione degli ammalati che oggi il Vescovo amministrerà ai nostri ospiti, e abbiamo preparato la funzione con i canti, le letture e soprattutto con una grande attesa nel cuore da parte di tutti. Gli ospiti come vivono nella struttura? Sono accolti, custoditi, curati e accuditi in questo luogo? Gli ospiti vivono al meglio possibile. Per noi questo è un punto essenziale. Lavoriamo per questo, lavoriamo perché stiano bene. Il nostro è un lavoro difficile, spesso faticoso, molto bello e molto gratificante.
Seguiamo un percorso con noi tutti, con gli operatori che hanno diversissime funzioni, proprio perché al centro del nostro lavoro rimanga sempre la persona anziana e quindi fragile, già solo per l'essere anziana fragile. Qui è custodita anche la memoria storica della città di Santa Margherita Ligure, un luogo aperto comunque anche alle giovani generazioni. Questo è un luogo che custodisce la memoria, sicuramente rappresenta il passato, cioè le radici, non qualcosa che non è più, ma qualcosa che è e che andrà avanti. Proprio per questo la nostra è una struttura molto aperta. Abbiamo durante l'anno diverse occasioni di incontrare le nuove generazioni, i bambini delle scuole, degli asili, i bambini delle parrocchie, soprattutto per i momenti forti, diciamo, dell'anno, Natale, la Pasqua e alcune altre feste che ricordiamo in modo particolare. Cerchiamo di organizzare momenti che proprio rappresentino come un passaggio di consegne tra chi rappresenta la radice e chi poi il fusto e le foglie, i giovani. Nella quinta domenica di Quaresima la Santa Messa su Telepace è andata in onda in diretta dalla parrocchia di Santo Stefano d'Avito, che non fa parte del territorio della nostra diocesi, ma la cui realtà è in stretto rapporto con quella del nostro territorio. In particolare è stata l'occasione per conoscere più da vicino questa comunità che ha conosciuto un lento e progressivo spopolamento in questi anni, ma che si ripopola decisamente, soprattutto nel periodo estivo. È stata l'occasione anche per scoprire più nel dettaglio la fede mariana che abita questa parrocchia. Vediamo. Com'è la comunità di Santo Stefano? Siete una comunità unita? Sì, è una comunità unita soprattutto nella devozione alla Madonna, attraverso la Santa Messa, la recita del Rosario prima della Messa, ci riuniamo tutti i giorni e siamo abbastanza uniti in questa devozione alla Madonna di Guadalupe. Ecco, nonostante la popolazione penso sia in decrescita negli anni, comunque è riuscita a rimanere comunità vera e propria. Sì, c'è un gruppo che partecipa comunque tutti i giorni, la domenica siamo più numerosi e poi durante l'estate la comunità si accresce di tutti i turisti e siamo molti di più, ecco. Ecco, il coro quando è nato, quanti componenti siete? Allora, il coro è nato tantissimi anni fa, era un coro parrocchiale della parrocchia di Santo Stefano, negli anni si è evoluto, adesso abbiamo anche bambini e capita che ci vengano anche ad aiutare dalle altre parrocchie, quindi dalla parrocchia delle Grezie, oggi avevamo dei bambini dalla parrocchia di Amborzasco, perché comunque cerchiamo sempre di fare una comunità più ampia e integrata dalle varie parrocchie, dai vari componenti, diciamo, delle varie parrocchie. Ecco, quante volte provate a settimana? Che repertorio, per così dire, avete? Ma abbiamo un repertorio prettamente liturgico perché è un coretto parrocchiale, ci incontriamo raramente, siamo un coro che prova magari improvvisa un pochino prima della messa, ci incontriamo e poi quando ci sono magari le funzioni più importanti, la Pasqua, il Natale, insomma queste ricorrenze, allora magari facciamo qualche prova in più in settimana. Com'è cambiata Santo Stefano negli anni? Tanto è cambiato tantissimo, prima eravamo molti di più, è spopolato anche tantissimo. Io penso che tanti giovani non partecipano a tutte le funzioni della comunità. Quali sono le feste principali? La festa principale è la Guadalupe e poi insomma prima c'erano tante feste che si festeggiavano, San Giuseppe, e adesso insomma siamo un po' sparsi. E una persona anziana vede tanto la differenza che c'è stato. Sì. Però la devozione verso la Madonna di Guadalupe è sempre la stessa. Questa è una grande devozione, sempre. Penso per tutti, anche i giovani. Forse non sembra, però poi alla fine la devozione della Madonna di Guadalupe è proprio... Io vedo anche le mie figlie, quelle che sono lontane eppure loro... sono cresciute, no, fino a un certo punto sono cresciute qua, però la devozione per la Madonna è sempre presente, anche se si sono sposate lontano. Ecco, com'è vivere a Santo Stefano?
Per me è bello, perché è un'isola felice con tutte le difficoltà che abbiamo, perché abbiamo lontani centri, scuole superiori, ospedali, però a parte questi problemi poi chi vive qua è comunque in un'isola felice. Vive fino ai 14 anni ragazzini che hanno una realtà bella, pulita, e hanno tante cose dove crescere bene. Poi noi speriamo sempre che la Madonna li aiuti anche dopo a prendere strade non brutte. Ecco, forse il fatto di essere così pochi, però vi conoscete tutti, riuscite a fare comunità meglio rispetto alle grandi città? Sicuramente, perché comunque i bambini che ci sono qua sono un po' i bambini di tutti li seguono, li guardano, nessuno è mai lasciato solo, ecco, in questo senso siamo molto comunità. I giovani della nostra diocesi sono chiamati a raccolta domenica a Sestri Levante. Come tradizione, nella Domenica delle Palme si celebra la giornata diocesana dei giovani in tutte le diocesi del mondo. Nel nostro territorio l'appuntamento è alle 17:30 a Sestri Levante. Scopriamo i dettagli nell'intervista a Don Alberto Gastaldi. Come ogni anno, nella Domenica delle Palme, in tutto il mondo e anche nella nostra diocesi, si celebra la giornata dei giovani. Qual è il programma scelto per quest'anno? Innanzitutto ci vedremo in Piazza Boa Sestri Levante, domenica a partire dalle 17:30. Un momento di accoglienza dei ragazzi che arriveranno e poi ci si inizierà a confrontare sul verbo accogliere. Perché questo verbo? Perché si prende come spunto Maria che accoglie la chiamata del Signore nella sua vita. Cosa significa il verbo accogliere nella vita dei ragazzi e nella vita delle persone? I ragazzi lo andranno a chiedere in giro per la città di Sestri e si confronteranno con chi incontreranno. Ritorneranno in Piazza Bo, ci sarà un dialogo su questo tema, anche con l'ascolto della parola del Vangelo e l'intervento del nostro Vescovo. Dopo ascolteremo alcune testimonianze di accoglienza, per cui una casa famiglie, un genitore che ha accolto la vita dei figli e anche il confronto quotidiano, che cosa significa accogliere i figli che crescono, e poi anche un immigrato che è stato accolto nel nostro paese. Perché la scelta di essere in piazza? La scelta di essere in piazza è anche, come ci invita Papa Francesco, a non avere timore di mostrare quello che di bello viviamo, crediamo, per cui è anche un po' il desiderio di poter intercettare anche persone che sono lontane dai nostri percorsi. Tutto questo si situa nel solco della recente esortazione apostolica di Papa Francesco post-sinodale, che fa seguito appunto alla riunione dei vescovi sui giovani. Anche la nostra diocesi è in un cammino di sequela da questo punto di vista. Sì, direi di sì, per il fatto di cercare anche di parlare ai giovani di oggi attraverso anche l'opportunità di sentire veramente quello che vivono, quello che vedono di più importante nella loro vita e di consegnargli quello che è prezioso per noi. Unitalsi, la sottosezione di Chiavari, ha compiuto 90 anni e in questa occasione ha festeggiato il compleanno inaugurando la nuova sede che si trova in corso a Sarotti, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La celebrazione dell'Eucarestia è stata presieduta dal Vescovo in cattedrale. Vediamo.
L'Unitalsi si fa prossima alla gente. La nuova sede di Corso Sarotti si affaccia sulla strada ed è aperta all'incontro con tutti. Un'esperienza unica in Liguria. L'ufficio sarà un punto informativo ma anche di ascolto. Sarà aperto il martedì e il sabato dalle 9:30 alle 11:30 con aperture più frequenti in vista dei principali pellegrinaggi. Avremo la segreteria e avremo i volontari che vi potranno dare tutte le informazioni necessarie che vorrete avere per partecipare ai nostri pellegrinaggi. Ecco, in particolar modo che servizio darà questo ufficio? È un servizio che darà molto semplice, un servizio di segreteria e soprattutto un servizio di aiuto a chi si vuole avvicinare alla nostra associazione, a chi vuole diventare volontario, alle persone anziane che spesso hanno paura a partire in pellegrinaggio. Con noi avranno un'assistenza di 24 ore al giorno ed è questo il messaggio che vogliamo dare alle persone che vogliono partecipare ai nostri pellegrinaggi, soprattutto coloro che non sono fisicamente pronti per affrontare un viaggio. È una presenza tra la gente, in mezzo alla città, è un po' una novità questa. Sì, abbiamo deciso appunto di aprire questo nuovo ufficio nella zona centrale di Chiavari in modo da permettere a tutti di poter accedere, anche a chi ha problemi motori. Infatti è un ufficio che non ha barriere architettoniche. È uno sforzo economico importante per voi oppure un investimento? Come possiamo definirlo? In entrambi i casi perché è uno sforzo economico ed è un investimento che noi facciamo nella città per farci conoscere e per permettere appunto a tutti di conoscere la nostra associazione. La sede chiavarese sarà gestita dai volontari. Per l'Unitalsi è un investimento importante che punta però a valorizzare il gruppo, a farlo conoscere e a promuovere le sue attività. È stata una scelta che abbiamo ponderato a lungo perché, come potete immaginare, è anche una spesa avere una sottosezione in un negozio, però l'importante è accogliere le persone. Molte volte le persone vengono da noi anche solo per parlare, chiacchierare e questo è il primo approccio, è la prima accoglienza che noi diamo a chiunque, alla persona di qualsiasi tipo sia, giovane, più anziano, malato, non malato, sano. In generale che cosa chiedono le persone? Le persone molte volte si avvicinano con curiosità perché vengono a pellegrinaggi e pensano anche che facciamo solo pellegrinaggi, ma l'Unitalsi non fa solo pellegrinaggi, cioè è nata nel 1903 come organizzazione di pellegrinaggi, ma poi noi siamo un servizio di assistenza 365 giorni all'anno con i nostri malati, i nostri giovani, le persone che fanno parte delle nostre sottosezioni, ne abbiamo 6 in tutta la Liguria. C'è bisogno di volontari? Tantissimo. Direi che la cosa che manca di più sono i volontari, perché malati che vogliono fare questo pellegrinaggio con noi sono sempre tanti e molte volte è una cosa che io non vorrei mai fare è poter dire non ti possiamo portare perché non abbiamo braccia e mani sufficienti per accompagnarti in questo viaggio. No? Un volontario l'impegno qual è? Gli impegni possono essere vari, io dico che a noi possono bastare anche le 2 ore alla settimana, le 2 ore al mese e abbiamo bisogno di vari tipi di volontari, abbiamo bisogno di volontari per esempio per la segreteria, ora con una nuova sottosezione aperta abbiamo bisogno anche di persone che se anche possono essere un po' più anziane, non hanno forza per aiutarci a accudire i nostri amici malati, però possono stare nella sottosezione a dare informazioni, i nostri viaggi, quanto partono, quanto costano, come possiamo venire incontro, attività di autofinanziamento, feste che facciamo anche delle cose molto gioiose, non è che l'Unitalsi sia tristezza, è allegria e gioia proprio. Diamo l'appuntamento qui in Corso Sarotti a Chiavari, è un po' un'esperienza unica anche in Liguria avere questo tipo di sede. Sì, perché questo è proprio un negozio, quindi direi che è proprio un'esperienza abbastanza unica. A Genova abbiamo un appartamento, però è un interno, essere invece proprio al contatto così col pubblico che passa è un'esperienza unica e che mi farebbe molto piacere averla in tutta la Liguria. Quanto sono importanti i volontari Unitalsi? Tanti anni che vado a Lourdes e mi aiutano tanto tutti i miei compagni di viaggio. Come l'aiutano i volontari? Bene. Che cosa fanno? Le portano la carrozzina? Sì, mi aiutano sempre e mi aiutano a vivere, a tirare avanti. Lei si trova bene in questa sezione, come mai? Che cosa le danno? Tante cose, tante. Mi aiutano a sopportare un po' la malattia? Sì, perché sono stata operata alle anche, adesso non ce la faccio più a camminare, però sono tanti anni che vado a Lourdes
e per me mi aiuta. Il vescovo ha impartito la benedizione, poi ha presieduto la messa in cattedrale. Nell'omelia ha invitato a ringraziare per i 90 anni della sottosezione, anni ricchi dell'intervento di Dio e della collaborazione degli uomini, ha detto, e ha esortato a guardare con fiducia al futuro. Guardare indietro per rallegrarci e ringraziare, ma soprattutto guardare avanti per continuare in quest'opera così bella, così ricca, a servizio soprattutto dei malati. Dobbiamo quindi continuare con fiducia e speranza, non lasciando cadere le braccia, come dice la Sacra Scrittura, ma riprendendo slancio e desiderio di ravvivare il carisma che ci è stato dato. La celebrazione del precetto pasquale, presieduta dal Vescovo nella cappella del Villaggio del Ragazzo, è stata l'occasione per il Serra Club della nostra diocesi per concludere il percorso di preparazione alla Pasqua, un percorso che è stato incentrato sul tema dell'autenticità. Vediamo. Con la messa celebrata da Monsignor Alberto Tanasini nella cappella del Villaggio del Ragazzo si è concluso il percorso in preparazione alla Pasqua organizzato dal Serra Club del Tigullio per i suoi 30 soci e i simpatizzanti, un percorso articolato e incentrato sul tema dell'autenticità. È partito con la conclusione degli incontri sui giovani fatti da Don Federico Picchetto, che ci ha chiesto di essere testimoni autentici per essere segno nei confronti dei nostri ragazzi. Poi abbiamo fatto un ritiro a Bose dove abbiamo meditato con una sorella un tema quaresimale e oggi col Vescovo abbiamo celebrato la Santa Messa e questa sera con un service a favore del seminario concludiamo, ci prepariamo alla Pasqua. È un cammino che ci ha fatto crescere. Sia Bose che le parole del Vescovo questa sera ci spronano a essere più autentici e Don Picchetto ce lo ha detto, per essere segno nei confronti dei nostri nipoti, nei confronti dei giovani che sono alla ricerca della loro vocazione. Noi dobbiamo essere autentici, non dobbiamo essere straordinari, ma dobbiamo essere noi stessi, con i nostri pregi e con i nostri difetti. La serata è stata anche l'occasione per consegnare un riconoscimento alla preside dell'Istituto Gianelli Antonella Maggio, all'insegnante dell'Istituto Cabotto Orietta Coriandolo e all'insegnante del Liceo Luzzati Francesco Cassanelli per i lavori scritti e in grafica degli studenti delle 3 scuole che hanno partecipato al concorso bandito per il 15° anno dal Serra International sul tema dei valori che non cambiano pur nell'evidente cambiamento che sta attraversando la società. La cena è stata anche l'occasione per una raccolta fondi a sostegno del seminario, come è nella mission del Serra Club, il cui scopo è appunto il sostegno ai giovani che si preparano al sacerdozio e ai sacerdoti stessi. Un esempio, uno dei service, come li chiamiamo noi con un termine un po' inglese, che tutto l'anno ci accompagna, è quello di portare i sacerdoti anziani a celebrare le messe nelle parrocchie scoperte. Sia d'estate che d'inverno ci sono delle parrocchie dove il sacerdote ha degli altri impegni, allora noi andiamo a prendere un sacerdote anziano, lo portiamo e insieme condividiamo la mezza giornata, la giornata domenicale. Con la Domenica delle Palme si entra nel cuore del mistero cristiano. Domenica mattina alle 9:45 ci collegheremo in diretta con la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto per seguire il rito della benedizione delle palme sotto il pronao della cattedrale e la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Ricordiamo gli altri appuntamenti della Settimana Santa. Mercoledì 17 aprile alle 17 in cattedrale la Santa Messa Crismale, giovedì 18 aprile alle 18 la Santa Messa in Cena Domini presieduta dal Vescovo. Venerdì 19 aprile alle 18 la celebrazione in Passione Domini in cattedrale e alle 21 la Via Crucis per le vie cittadine di Chiavari. Ricordiamo inoltre nel giorno di Sabato Santo a partire dalle 21 la solenne veglia pasquale in cattedrale e domenica mattina la Santa Messa Pontificale a partire dalle 10. Domenica mattina inoltre a Portofino sarà inaugurato il restauro della volta dell'oratorio dell'Assunta che ha riportato alla luce lo splendore
superiore degli affreschi nascosti da anni di decorazioni pittoriche. La Santa Messa alle 11 sarà presieduta dal parroco di Portofino, Don Alessandro Giosso. Seguirà la presentazione degli interventi di restauro. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.